Ciao a tutti ragazzi, qui una nuova puntata di Samuele Morini, siamo su GTA 5. Appena preso, ci ho sbloccato abbastanza missioni, poi sono con Mai, ho già subito inizio con Franklin, quello di colore, diciamo così. E poi passi con me. Gioco veramente molto bello. Adesso vi farò vedere un po' le statistiche. Sicuramente non partirete subito dopo. Sono arrivato io qua. Speriamo a buggare qualcosa. Vediamo un po'. Ok, iniziamo bene. Ero sicuro di poterlo buttare giù, ma quanto pare. Comunque, per chi non avesse visto i miei video precedenti, vi consiglio di andare a vedere. Oh no! È investito in video. Vabbè, vai. Sì, è vero, è pieno di animali qua. Soprattutto in queste zone qua. Ecco, ecco. No! Ecco, adesso... Comunque, stavo dicendo. E io mi sono iscritto su Facebook e chi vuole andarmi a prendere l'amicizia mi chiamo Samuele Molini. C'ho l'immagine di un mio amico siamo in pullman. E comunque adesso farò anche delle altre video su GTA, quindi metterò in Facebook, quindi cioè, potete vedere. Adesso cerchiamo di trovare la mia macchina preferita che si trova in questo vicino qua. È un'auto, sicuramente la conoscerete se avete giocato San Andreas. Si chiama San Andreas. Che puede. Abbiamo uno caricato, andiamoci da qualcuno vicino. Comunque, allora, trucchetto per togliere la polizia. Adesso, non voglio far vedere tutti i trucchi perché ci sono fatto già molti video che vi sono andato a vedere, sono già andato a vedere qualcuno. Oppure sono anche su internet, quindi non vale per niente. Comunque la mia auto, se giocando sono adesso la ricorderete sicuramente, è un'auto con soli pezzi di ferro, con solo lo scheletro. Adesso ho appena investito in un quadro. Adesso dovrei andare lassù, soltanto che mi scoccia. Quindi vediamo qua in campagna. Idea ora. Guardate che è sessicismo. Ecco, ha preso fuoco la ruota. Forse ha preso fuoco anche l'altro. Sperando di no, però. Adesso facciamo un cerchino. Adesso andiamo a cercare la mia bella macchina. Cercando di memoria che prima sono morto, che se l'avevo presa. Ma per sbaglio sono volato giù e l'ho persa, Dio santo. In città l'avevo salvata con Franklin e ne ho... La funivia. Oh merda, scendiamo, no, non scendi. No, dai, ti prego. Dimmi che non siamo a casa. Beh, comunque, io ho pagato 30 euro con... che avevo ordinato, quindi 70 euro costerebbe.
cioè perlomeno per Xbox e PC. Adesso come potete vedere sto cercando di inseguire. È una iena! Vacca voglia. Ah! Ok, scendiamo prima che caviamo. Allora. Ne vale veramente la pena di 70 euro. Come potete vedere c'è una grafica molto molto bella. Aspetta, sto cercando di fare il trucco della Sanchez. Ok, adesso. Molto bello, ne vale veramente la pena, c'è molta roba, divertirsi, poi possiamo fare le missioni per carteggiare, è molto bello. Anche le missioni che tipo nei 4 mi scacciava molto a fare le missioni perché erano abbastanza brutte, cioè a me non piacevano quelle. E invece qua sono veramente belle e giocavo quasi sempre in modalità, cioè, cazzeggiando. E dopo un po' ti stanca, invece qua non ti stanca mai perché io mi stanco mai perché sempre nuova roba da provare. Altro trucco e c'è. O forse no. Dopo come ritornando San Andreas, anche qua ci sono per acquistare auto. Andiamo nel supermarket con l'auto. Mai visto supermarket. Vediamo vedere se possiamo rapinarlo. Ok. Vediamo. Dai di vino, Dio, quanto cacchio dura? Ti prego, fa che mi dà tanti soldi. Oh, 392, molto bene. Vabbè, che eliminiamo. Adesso è ora di fare. A posto, adesso andiamo. Comunque io vi lascio e vi consiglio enormemente di fare questo gioco, di comprare questo gioco, anche se avete PC, non importa. Se mi farà restare. Ok, e qua è tutto da Samuele Morini, mi raccomando comprate questo gioco e iscrivetevi alla mia pagina, ma soprattutto mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al mio canale.